Se allagamenti e alluvioni sono fenomeni che interessano la pianura, in montagna il problema è spesso rappresentato dalle frane. Oggi siamo proprio in montagna, siamo in provincia di Belluno, siamo a Lozzo di Cadore, siamo in compagnia di Giampaolo Bottaccini, che è assessore all'ambiente e alla difesa del suolo della Regione Veneto, che è qui alla mia destra. Buongiorno assessore. E qui alla mia sinistra abbiamo l'architetto Germano Dalfarra del Genio Civile della provincia di Belluno. Allora, assessore, ci troviamo in un luogo dove la Regione sta intervenendo con delle opere importanti di difesa del suolo. Sì, qui c'è stato un evento i primi di settembre che ha coinvolto una parte dell'abitato di Lozzo di Cadore e quindi siamo intervenuti immediatamente con il Genio Civile per un intervento di messa in sicurezza delle case, ripristino anche dell'alveo, un intervento che stiamo per concludere. Ecco, questo, come si chiama questo Questo è il torrente? Rio Rin. Rio Rin è un torrente da montagna affluente del fiume Piave. Ha, come tutti i torrenti di montagna, alcune caratteristiche tipiche della montagna, cioè una forte pendenza e generalmente rispetto alla pianura i torrenti di montagna hanno la grande difficoltà oltre a dover contenere l'acqua, dovrebbero contenere anche il materiale in movimento. Materiale in movimento che non è mai una cosa definibile, cioè dipende da parecchi fattori, dalla quantità d'acqua, dal modo in cui quest'acqua cade, cioè in quanto tempo, dalla quantità di materiale che c'è a monte, oltre a questo dal tipo di materiale, a seconda delle dimensioni, dalla pendenza, quindi una serie di fattori per cui in alcuni casi non c'è trasporto solido, i torrenti fanno erosione, in altri casi c'è un trasporto solido molto importante, c'è un deposito di materiale, ecco che quindi l'acqua riesce a galleggiare sul materiale e fa dei danni sulle sponde oppure esce dal proprio contenitore. Allora, assessore, per fare questo tipo di interventi sono necessarie risorse. Quanto sta investendo la Regione? Ma noi per quanto riguarda la difesa del suolo abbiamo attivi 414 cantieri, uno di questi è quello che stiamo vedendo e abbiamo messo in campo fino ad ora 911 milioni di euro. Abbiamo un piano però molto più ampio, da 2 miliardi e 7 ovviamente la mole di lavoro è ancora molta quella da fare, però noi perseguiamo l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio, sapendo che il rischio zero non esiste, ma tutto quello che deve e può essere fatto per garantire al massimo la sicurezza dei cittadini noi lo stiamo facendo e abbiamo intenzione di farlo. Ricordiamo che in Veneto ci sono 9.576 frane censite, quindi un numero considerevole. Molti cittadini ogni tanto mi contattano, mi dicono io ho questo problema o quell'altro problema, stessa cosa fanno i sindaci. Noi ci siamo dati un metodo scientifico, interveniamo prima laddove il rischio è più elevato. È chiaro che ogni cittadino vede il suo problema come il più rilevante, però è altrettanto vero che da qualche parte bisogna iniziare, quindi abbiamo deciso di iniziare in collaborazione con l'Università di Padova dai punti di maggior rischio per i cittadini. È possibile monitorare con gli strumenti che ci sono oggi le frane, assessore? Sì, è possibile, non c'è mai anche in questo caso la certezza assoluta e ci sono molti casi in Veneto di dissesti che sono monitorati appunto con il fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Come dicevo prima, il rischio zero non esiste, le frane spesso non si possono fermare, si possono rallentare, si possono monitorare, quindi noi le monitoriamo in modo tale da essere tempestivi anche con i cittadini qualora dovessero esserci dei rischi concreti. Allora, quel giorno in settembre che tipo di intervento è stato fatto e nei giorni successivi che cosa? Allora, noi siamo stati allertati da un sistema per cui la Regione del Veneto, il Genio Civile, è intervenuto già nella notte, subito, quasi immediatamente, con questo evento particolare che è accaduto solo qua in questo comune di Lozzo. Noi abbiamo agito in questo caso con degli interventi che si chiamano di somma urgenza, cioè non programmati, cioè di fronte a un problema grave per garantire la pubblica incolumità. Qui gli interventi sono stati due, uno a valle per una sistemazione di un'erosione molto elevata e a monte con l'escavazione di materiale. Qui infatti è visibile la quantità di materiale che era presente immediatamente con l'evento piovoso
e a questo punto siamo quasi al termine di questo lavoro, riportando la situazione quasi migliore rispetto alla data dell'evento. Ecco, ho visto che è stato costruito anche un muro però di contenimento. Sì, abbiamo agito con due interventi diversi. Quello di monte è semplicemente di esportazione di materiale per avere, come dire, un possibile deposito in caso di un evento analogo, che voglio dire, su questo tratto di torrente dall'alluvione del 66 non si era mai verificato una cosa di questo tipo, principio che deve essere sempre tenuto presente, che ciò che non accade in 50 anni o in un secolo può accadere in un giorno e può riaccadere dopo una settimana, quindi questa variabile temporale noi la dobbiamo sempre tenere in considerazione. L'intervento fatto a valle invece, che è un muro più stretto e cementato, è come fatto un canale affinché, se il materiale e l'acqua arriva all'interno di quella parte che è un nucleo abitato, possa transitare nel modo più veloce possibile e con sé porti anche il materiale, affinché non rimanga materiale e dopo l'acqua esondi andando sui fabbricati o ponendo una serie di rilevanti problemi per tutto l'intorno. Grazie. Assessore, ma qui non dovrebbe intervenire forse la provincia? Io so che la provincia di Belluno ha avuto dalla Regione Veneto, insomma, la possibilità di intervenire su fenomeni di questo tipo, invece sta intervenendo la Regione, come mai? Ma la provincia di Belluno, in virtù del fatto che è una provincia interamente montana, quindi diversa dalle altre 6 province del Veneto, ha vista riconosciuta nello Statuto della Regione del Veneto la sua specificità e quindi è previsto che siano date delle forme particolari di autonomia amministrativa alla provincia di Belluno. Quindi trasferimento di deleghe, di dipendenti e di anche risorse su alcuni settori. Uno di questi è la difesa del suolo. La provincia di Belluno incassa tutti i soldi del demanio idrico che sarebbero vincolati appunto per fare questo tipo di opere, in realtà però non ha ancora voluto prendersi in carico tutte le frane. È una cosa piuttosto, mi rendo conto, difficile da fare, però è altrettanto vero che se si vuole l'autonomia bisogna prendersi non solo i soldi ma anche tutta la gestione dei vari dissesti che ci sono sul territorio. Nel frattempo, ovviamente, non avendolo fatto la provincia in maniera tempestiva, proprio quella notte, fra l'altro lo ricordo, proprio l'architetto Dalfarra era qui dopo 2 ore da quando è successo l'evento, quindi noi non ci tiriamo mai indietro e facciamo la nostra parte, fermo restando che mi auguro che la provincia veramente si prenda in carico questa forma di autonomia che ha chiesto a gran voce e che noi siamo disponibili a dare, purché si prenda appunto gli oneri e gli onori. Grazie Giampaolo Bottacini, assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo, grazie all'architetto Germano Dalfarra del Genio Civile della provincia di Belluno. Adesso amici facciamo un altro sopralluogo, sempre qui in Cadore, seguiteci.